Una figura importante nella storia della Chiesa agrigentina, quella di San Gerlando. Tra i meriti riconosciuti a questo santo, la rivangelizzazione della diocesi di Agrigento, divenuta ormai dopo 2 secoli di dominazione araba completamente musulmana. Punti di forza di Gerlando furono le opere di carità, ma soprattutto le predicazioni, capaci di convincere ebrei e musulmani a convertirsi. In 6 anni Gerlando costruì l'episcopo e la cattedrale, dedicati alla Madonna e a San Giacomo, e successivamente fu consacrato vescovo della città da Urbano II. Inoltre il fatto che la rovinosa frana del 19 e 20 luglio 1996, che inghiottì gran parte della città, non provocò alcuna vittima, venne interpretato dai fedeli come intervento del santo che venne quotidianamente invocato. Così ancora oggi il suo nome viene invocato a difesa di calamità naturali. E così ha fatto anche qualche giorno fa Don Giuseppe Pontillo a seguito dei continui crolli in centro storico. Tipico il detto San Giurlanno senza danno, cioè San Gerlando difendici dal danno. Le sue reliquie sono conservate in un'urna d'argento. Questa figura straordinaria. È strano dover guardare 1000 anni indietro per ricordare persone straordinarie, ma noi diciamo che lui è un uomo che ci ha creduto e quando uno crede in qualcosa le cose si fanno. E lui non ha fatto solo opere, ma ha portato la fede in questa terra. Allora che ognuno di noi, credendo in quello che fa e non subendo quello che fa, possa non solo realizzare opere concrete, ma possa davvero aiutare questa Chiesa a guardare avanti, a sentirsi sorella in questo territorio e pronto ad ogni tipo di servizio.